Allora, stiamo parlando sempre con il presidente dell'AIDO, Associazione Donazione di Organi, dell'importanza della donazione di organi. Perché? Perché è importante che poter avere organi da ricevere quando capita la situazione in cui è importante un trapianto d'organo. Poi vediamo anche quali sono le situazioni limite e le liste d'attesa. 8.000 persone abbiamo visto circa che stanno attendendo questi organi. Sensibilità più nei giovani, quando vengono informati e resi consapevoli dell'importanza del vostro ruolo e della donazione, un po' più di reticenza, forse anche paura per mancata conoscenza nelle persone che hanno qualche anno in più. Paura della donazione, eppure avviene post mortem, giusto? Quindi certo. Il primo fattore 1 è morto, ma quando di preciso qualcuno dice ma appena spiro subito mi portano in sala operatoria, fanno l'espianto, c'è questo neanche il tempo di essere sicuri certo. Che uno è passato a miglior vita, insomma ci sono un po' di falsi miti o ci dica lei. Sicuramente, allora per un organo per essere spiantato deve essere irrorato dal sangue, quindi il cuore almeno da un punto di vista tradizionale il cuore deve essere battente, quindi praticamente adesso io non sono medico, quindi dal punto di vista tecnico non sono in grado di spiegare esattamente come avviene, però praticamente deve essere l'elettroencefalogramma piatto, cioè non deve essere garantita la morte cerebrale del paziente ed è garantita e verificata da ben 3 medici, che non è, e di questi 3 medici non fa parte chi deve eseguire il trapianto, 3 medici esterni che devono dare il loro consenso e stabilire che il paziente è deceduto dal punto di vista cerebrale. Questo senza ombra di dubbio. La nostra legislazione in materia è la più garantista al mondo o comunque in Europa, tra le più garantiste. Quindi, cosa vuol dire tra le più garantiste? Cioè che bisogna aspettare diciamo parecchi minuti che intercorrono tra la morte cerebrale. 6 ore dalla morte cerebrale, cioè che il cervello non dia segni per 6 ore. Adesso dal punto di vista tecnico non sono la persona più adatta per dare queste informazioni, però ecco, è garantito che quando viene decretato lo stato di morte del paziente, questo proprio è deceduto, insomma non ci sono problemi, non ci sono dubbi da questo punto di vista. Bisogna aspettare 6 ore da questo, diciamo, dell'elettroencefalogramma piatto, cioè non solo piatto, cioè non deve essere non segni neanche possibilità che esca da un coma, che non ci sia niente. Allora ci sono dei coma irreversibili, però non è morte e da lì da un coma irreversibile non viene fatto l'espianto. Quindi deve essere decretato il decesso. E quindi classico incidente, l'emorragia cerebrale o altre malattie. Da un po' di tempo a questa parte sono delle nuove tecnologie, si sta utilizzando degli organi anche a cuore fermo, o meglio, anche se il cuore ha cessato di battere, e quindi un aumento di disponibilità degli organi appunto anche in questo senso, diciamo, quindi sono utilizzabili anche se magari il cuore non batte più. Esatto. Che è una cosa importante, perché è una cosa importante perché si rendono disponibili gli organi che prima non erano disponibili in sostanza. Ecco, questo aspetto qui della disponibilità, e dopo c'è quello della compatibilità. Certo. L'organo è disponibile però magari non è compatibile. C'è più richiesta di organi che sono facilmente... No, ovvio, ci sono delle liste d'attesa, nelle liste d'attesa ci sono tutte le caratteristiche dei pazienti che sono in attesa di organi, ovviamente se avviene e questo viene coordinato il tutto dai centri regionali trapianti che ho detto prima, dal Centro Nazionale Trapianti, e dove stabilisce anche le priorità, perché
non è che uno si inventa lo do a Tizio piuttosto che a Caio, ci sono delle priorità che sono stabilite con dei parametri ben precisi e sono seguiti dai centri regionali trapianti. Quindi c'è una specie di anamnesi che viene fatta del paziente, di disponibilità e di lista di priorità sulla base di protocolli. Esatto, sulla base di protocolli. Ovvio che quando si rende disponibile un organo, l'organo va al primo nella lista d'attesa, se questo non è disponibile, cioè non è compatibile. Va al secondo. Certo. Cioè, voglio dire, si trova comunque la persona a cui donare. Quali sono gli organi che vengono donati più facilmente, sono più disponibili, e quelli invece meno, però di cui ci sarebbe magari bisogno? Allora, gli organi più disponibili e quelli dove, no, ma fortunatamente gli organi più disponibili e quelli che più ce n'è bisogno sono i reni, ok? Però però comunque anche il pancreas, il fegato e il cuore. Qui sono gli organi che si possono, e i polmoni. I polmoni è un po' più difficile, comunque gli organi che si possono donare sono fegato, reni, pancreas, cuore e polmoni. Ecco, si possono donare oltre agli organi anche i tessuti. Anche i tessuti, sì. Anche i tessuti, che noi in Veneto abbiamo comunque la banca di tessuti a Treviso e la banca degli occhi a Mestre, che sono delle eccellenze a livello europeo, appunto, che fanno trapianti, che raccolgono, tra virgolette. Che sono vere e proprie banche. Vere e proprie banche, perché raccolgono, sono eccezionali anche dal punto di vista della ricerca, fanno veramente sono all'avanguardia a livello europeo su questi settori, sui tessuti per quanto riguarda la banca dei tessuti di Treviso e sugli occhi per quanto riguarda la banca degli occhi di Venezia. Per quanto riguarda gli organi, da che età si possono donare, e quindi in caso di minore chi può dare il consenso, fino a che età si può donare? Gli organi si possono donare, cioè da età, non c'è un'età limite per quanto riguarda diciamo a ribasso, cioè voglio dire anche dei bambini possono donare gli organi se dovesse succedere. Ovvio che il consenso viene chiesto ai genitori, viene chiesto a chi ha la patria potestà, in sostanza non può un minore decidere, allora un minore non può esprimere il proprio consenso perché deve avere certo, ci vuole la potestà, insomma, la potestà in sostanza, deve avere la maggiore età uno per esprimere il proprio consenso a donare. Quindi sono i genitori che sono autorizzati sono i genitori che devono decidere per conto suo, certo, per conto loro. Non c'è un limite preciso nemmeno oltre una certa età, per alcuni organi magari c'è anche, però per altri no. Ecco che diciamo ci sono stati anche casi per esempio in Toscana c'è stata una vecchietta che a 101 anni ha donato il fegato. Insomma, se lì lo decide poi il medico, valutando la situazione, valutando l'organo, se è tenuto bene, se va bene, si può donare anche oltre una certa età. Dico una cosa, che l'età media del donatore è attorno ai 65 anni, quindi noi leggiamo sui giornali, ovviamente, perché capita spesso, perché magari fa notizia il giovane che viene purtroppo deceduto in seguito a un incidente, magari fa notizia il giovane che dona gli organi ed è quello che dà più notizia, però magari la media è attorno ai 65 anni, quindi non ci sono un limite ben preciso. Certo, la maggior parte degli organi donati sono persone che sono decedute per patologie tipo di carattere oncologico, altre patologie, infarti eccetera, oppure per incidenti? Ma la maggior parte per patologie in sostanza subentrate, ecco. Perché uno può manifestare anche al seguito dell'insorgenza di una patologia che non danneggia l'organo Esatto, ovviamente non si può donare l'organo che è intaccato dalla patologia, però gli altri organi possono essere donati. Adesso ovvio che la valutazione va al medico, insomma. Beh, ovvio, perché ci sono a volte delle situazioni molto rischiose, tipo appunto i tumori che possono in qualche modo poter compromettere degli organi, che è molto importante. La donazione del cuore è una cosa che ha sempre colpito moltissimo, perché il cuore è l'organo vitale per eccellenza. Come siamo messi da quel punto di vista nella nostra regione, dove ci sono anche dei centri di eccellenza?
Sì, come anche il fegato, per carità. Diciamo che la nostra regione è all'avanguardia per quanto riguarda i trapianti in generale, diciamo. Porto un esempio che un anno fa qui a Padova è stato trapiantato il primo trapianto di cuore a cuore fermo, quindi è stato per la prima volta al mondo, okay, è stato espiantato da un paziente deceduto un cuore che non batteva più, okay, ed è stato riattivato, è stato dopo 40 minuti è stato riattivato ed è stato trapiantato in un altro paziente. Questa operazione è stata la prima in Veneto, cioè scusi, la prima in Veneto, la prima al mondo. Ed è stata fatta a Padova. È stata fatta a maggio dell'anno scorso, 2023, ad oggi in Italia, oltre a questa operazione, sono state fatte altre 25 trapianti a cuore fermo. A seguito di questo primo intervento? Sì. Caspita, importantissimo. A seguito di questo intervento, che è stata è stata l'avanguardia, la apripista, facendo anche dei protocolli su come vengono fatti, e in seguito a questo in Italia nel giro di un anno sono stati eseguiti altri 25 trapianti di cuore a cuore fermo. Quindi un protocollo di intervento anche molto particolare. Sicuramente, sicuramente. Come dicevo prima, la nostra legislazione è molto più garantista di altre, quindi diciamo che in Italia, perché si ha decretato il decesso di una persona, come ho detto prima, 6 ore l'elettroencefalogramma piatto, cioè morte cerebrale, diciamo, oppure 20 minuti di elettrocardiogramma fermo, quindi non può essere decretato prima il decesso, quindi in questa persona è stato decretato il decesso, quindi dopo 20 minuti, dopo l'hanno espiantato il cuore, l'hanno riattivato e trapiantato nel paziente. Io questo paziente, fatalità, l'ho incontrato 2 ore fa. Ma sta scherzando? Sì, è qui in Veneto, quindi. E come sta? Sta benissimo. Quindi... E infatti fa da testimonial per Aido Veneto. Infatti, il miglior testimone di questo, certo, cioè certo. E la persona aveva dato il consenso, quindi invita a donare il proprio cuore? Sì, diciamo, ecco, voglio dire una cosa, perché è importante dare il consenso in vita. Per quale motivo? Prima di tutto perché abbiamo possibilità di informarci, di vedere e dare il nostro parere a una cosa così importante e così personale. Ma poi anche per un'altra cosa. Io, avendo questo incarico, incontro spesso genitori, mogli, mariti di persone che hanno donato. E loro sono delle grandi persone, perché queste persone hanno detto sì in una situazione che non è facile. Voi mettetevi nei panni di un genitore, di una moglie, di un marito che gli hanno appena comunicato che il loro caro è deceduto, e subito dopo queste persone devono decidere se dire di sì o dire di no alla donazione per salvare altre vite. Credo che in questa situazione chiunque, non lo so, chiunque può pensare a 1000 cose, ma non sicuramente quello di dire salvo un'altra persona. Queste persone hanno detto di sì a salvare altre persone in questo tragico momento. Ecco, per questo è importante che noi prendiamo questa decisione in vita, tranquillamente, informandoci, perché così non diamo non scarichiamo la responsabilità ai nostri familiari, che sicuramente in quel momento magari non è una decisione che vorrebbero prendere. Infatti, la possono prendere quindi anche i familiari questa decisione? Se non c'è stata manifestazione, la decisione la può prendere? Allora, se non c'è stata una decisione in vita da parte del paziente, la decisione devono prendere i familiari, o meglio, per legge i familiari devono cercare di capire se in vita il paziente ha espresso o meno
parere favorevole alla donazione. Chi sono i familiari? I familiari sono quelli più vicini, quindi moglie, marito, genitori. Quindi convivente non ha titolo? Anche convivente, sì, a titolo, perché sia approvata la convivenza. La convivenza, insomma, di residenza comune, insomma, quindi certo. questo c'è la parificazione. Ma perché tante persone magari lo manifestano a parole, eccetera, però non lo portano. Sì, per quello è importante anche, come dicevo prima, dirlo in famiglia, sì. no? Perché comunque se dovesse succedere, sì, ho sentito che ne parlava in maniera favorevole. E quindi certo. Presidente Valentino Rossin, Aido Veneto, che la ringrazio moltissimo, siamo giunti al termine di questa puntata molto interessante, quindi informatevi, guardate anche sul sito internet, c'è occasione di vedere Aido in giro, quindi capire che cosa fa e riflettere su questo aspetto, come avete capito, è determinante, se non altro per scaricare della responsabilità alla propria famiglia, perché comunque una scelta deve essere fatta, si aiutano tantissime persone, abbiamo detto 8.000 in attesa di trapianto, 8.000 vite che possono essere salvate e la legislazione, come dice lei, in Italia è molto garantista, quindi si può stare tranquilli. Io la ringrazio ancora, grazie a voi di averci seguito e aver partecipato, noi ci vediamo come sempre domani. Grazie.